Rieccoci qua, ci troviamo a Custonaci con Rimi Francesco, cuore solitario, grandissimo fan di Strano Amore Siciliano, che è in cerca dell'anima gemella della donna ideale. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. Allora, innanzitutto devo dirti una cosa, tu sei molto conosciuto sui social network, soprattutto su Facebook. Ti conoscono tantissime persone. Sono conosciuto in tutta la provincia di Trapani, tutte le ragazze, i ragazzi di Custonaci, cioè, la maggior parte mi conoscono tutti. Soprattutto per le notifiche che tu mandi. Le notifiche sono da 200-300 al giorno. Va bene Francesco, allora ascolta, da quanto tempo è che sei single? Single sono un 6 mesi. Ah, poco. Un 6 mesi, sì, ora c'è qualche ragazza così trapanese che ci conosciamo, ci messaggiamo. Ancora non è nato nulla. Ancora non è nato nulla. Per cui se c'è qualche telespettatrice, qualche corteggiatrice che vorrebbe farsi avanti, farsi avanti, lo può fare tramite Facebook, cercare Rimi Francesco di Custonaci. Perfetto. Va bene Francesco, parlaci un po' di te, dai modi a queste telespettatrici di conoscerti, che so, meglio, vai. Allora io faccio il servizio pubblicitario pubblico, faccio riempire i locali, cioè come servizio sponsor, servizio per dire ristoranti, pizzerie, trattorie, servizio volantinaggio a costo di 100 euro, servizio volantinaggio a costo di 100 euro a partire da San Vito Lo Capo, Castelluzzo, Castellammare, Custonaci, Valderice. Tutta la provincia di Trapani? Tutta, sì, tutta. Come fai a fare questi prezzi con 100 euro? Faccio così. Perché c'è crisi, ti dai da fare. C'è crisi, esatto. E distribuiamo. Lavori sulla quantità? Sì, già lavoriamo come i supermercati, facciamo la distribuzione per tutti i supermercati, quando ci sono serate di discoteca pubblichiamo eventi, facciamo già tutto. Quindi già. Grazie a questa promozione che tu hai scelto di fare, non soffri la crisi? No, per fortuna io non. Perché ti cercano, giustamente a questi prezzi? La crisi per me non esiste, non c'è. Certo. Grazie. Che ci fa piacere a noi. Vabbè, del resto che tipo sei, come ti giudicano gli amici? So che sei un gran simpaticone, un amico degli amici. Già tutti gli amici che mi conoscono, già vogliono fare, già appena mi vedono tutti a Trapani, vogliono fare tutti la foto con me quasi, la maggior parte. Sei famoso. Vogliono fare più famoso di così. Sei diventato famoso. Sì. Grazie alla tua conoscenza dei social network, grazie perché magari con questo profilo mandi amicizie, cose eccetera eccetera, stai ampliando la tua conoscenza. Sì, già la maggior parte mi conoscono tutti, i ragazzi trapanesi infatti ci sentiamo tutti su Facebook. E da stasera in poi ti conosceranno ancora di più sul nostro canale YouTube Alberto Lipari. Ecco, grazie. E poi c'è la grande Maria di Trapani che è pure famosa. Esatto. Non è successo che te la porto, ma comunque può succedere, qualche volta magari saremo qui e ci faremo qualche foto a Maria sicuramente, di Trapani, sicuramente. Va bene Francesco, continua a parlarci sempre di te. No, niente. Cosa ti piace fare? Quali sono i tuoi hobby? No, il lavoro mio è stato sempre questo. Il lavoro mio è fare il servizio volantinaggio per i supermercati, serate di discoteca, facciamo in modo che i vostri locali siano strapieni e a costo di 100 euro. Tutto questo. Perfetto. Vabbè, e riguardo invece l'anima gemella, hai preferenze di età? No, da 26 anni a salire. Da 26 a salire, fino ad arrivare a un massimo di? 28 anni. Quindi dai 26 ai 28? Sì. Preferenze di città ne hai? No, città, Trapani, Palermo, non c'è nessuna città. Quindi anche in tutta la Sicilia? Sì, in tutta la Sicilia. Un'altra cosa, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, la macchina no. Però il motore sì? No, neanche. La bici ce l'hai? A piedi, sì, la bici sì. La bici sì, però cammina a piedi? Sì, a piedi. Fa bene alla salute. Fare un po' di ginnastica. Fa bene alla salute sempre. Certo. Va bene. Allora, amiche telespettatrici, sto parlando con donne che partono dai 26 e arrivino massimo ai 28 anni. Non ha preferenze di città, quindi da qualsiasi parte potete chiamare qui a Francesco Rimi e contattarlo direttamente tramite il profilo Facebook. Come esce su Facebook? Rimi Francesco di Custonaci. Perfetto, richiedete l'amicizia, lui ve l'accetterà e vi mettete sicuramente in contatto. E non mandate specialmente profili falsi, grazie. Esatto, soprattutto questo perché ce ne sono, vero mio? Sì, ce n'è assai veramente. Tutto il web è pieno. Sì, tutto web, è pienissimo. Un saluto a tutte le ragazze trapanesi, Custonaci, Valdeci, un saluto a tutti e un augurio di buon Natale a tutti. Perfetto, allora Francesco, un'ultima cosa prima di chiudere questa intervista. In questo momento ci sono queste telespettatrici che ci stanno guardando e stanno decidendo
se farsi sentire tramite Facebook oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai, puoi dire quello che vuoi, vai. Ciao a tutti ragazzi della Panesi, vi auguro un buon Natale a tutti e spero che sia un 2014 proprio bellissimo, cioè che ci possiamo divertire. E poi dico un'altra cosa, noi per andare in discoteca la crisi la risconosciamo, noi a Mario Monti lo distruggiamo. Bravissimo, perfetto, ha detto delle cose bellissime, per cui amiche telespettatrici fatevi sentire. Questo è tutto per i cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Rimi Francesco di Custonaci, ciao ciao.